Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Quest'anno siamo giunti alla 23esima edizione di questo presepio. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzarlo perché il nostro presepio volevo ricordare che è biennale e noi siamo circa 60-70 persone per l'organizzazione di questo presepio, di cui una 30-40 che riguardano la costruzione e altri 30-40 persone che riguardano l'allestimento, l'impiantistica e tutto quanto. Comunque è sempre tutto il paese che collabora, perché il presepio vivente non è solamente dell'associazione ma di tutto il paese. Quest'anno la location si è un po' spostata, nel senso che gli altri anni veniva fatto all'interno di un'area privata di circa 10.000 metri quadrati, invece quest'anno l'abbiamo allestito nel centro storico del paese. È un percorso che è lungo circa 800 metri e allestito proprio nei vicoli del paese. Sembra che piace finora ai visitatori e quindi siamo contenti di questo. Il nostro presepio è proprio un presepio vivente, perché comunque abbiamo anche diverse tipologie di animali che vanno dalle caprette alle pecore ai vitelli, qualsiasi tipo di animale, galline ce l'abbiamo, appunto per renderlo proprio un presepio vero e proprio. Quest'anno siamo partiti da una zona, diciamo, di ingresso con degli artigiani e che poi va a spostarsi all'interno del mercato del paese. Poi abbiamo suddiviso un'altra zona, che è la zona cosiddetta delle famiglie, che ci sono delle vere e proprie famiglie che allestiscono le loro capanne, e poi c'è la zona ricca. Nella zona ricca abbiamo quello che fa le monete, il Re Erode, la caserma dei soldati, e alla fine si entra nella cosiddetta Betlemme, che è la zona della natività. Sono circa 150-160 comparse ad allestire questo presepio. Tutti gli anni cerchiamo sempre di aumentare, perché insomma cerchiamo di invitare anche persone di paesi limitrofi, perché è giusto che chiunque possa partecipare al nostro presepio. Cerchiamo sempre, tutti gli anni diciamo che lo facciamo sempre più piccolo, ma poi è sempre più grosso, e quindi ovviamente servono più persone, anche perché le comparse sono, cioè noi possiamo ben costruire il presepio, ma le comparse sono la parte principale del presepio, perché se non ci sono loro ad allestirlo noi non facciamo niente. E nella nostra natività ci sono diverse famiglie che si alternano e con dei bambini veri. Ovviamente si alternano, perché un bambino quando sono piccolini fare 3 ore lì al freddo fanno un po' fatica, ma comunque abbiamo diversi bambini che si alternano nelle diverse rappresentazioni. Volevo ricordare le prossime date: il 29 dicembre dalle 15 alle 18 e l'1 e il 5 e il 6 gennaio sempre dalle 15 alle 18. Till the Son of God rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Per Piubega è un momento di grande aggregazione, un momento di unione per tutte le associazioni, per i giovani che lavorano alla realizzazione di questa Betlemme in mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri vicoli quest'anno, e fa rivivere ogni edizione questo momento così emozionante e così profondo. È un lavoro di mesi che coinvolge
molti ragazzi della nostra comunità che dopo il lavoro quotidiano si riuniscono e lavorano dalle 7 alle 11 di sera per realizzare queste location che sono veramente molto molto caratteristiche. È il presepio più antico della provincia di Mantova, diciamo. Invitiamo tutti i mantovani a visitare questo presepio perché è un valore che ha la nostra Piubega e quindi ci teniamo che tutti partecipino a questo momento di emozione. Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.